Ennesimo gravissimo incidente stradale nella notte con una 31enne in fin di vita. Lo schianto avvenuto lungo il Put a Treviso. Il questore dice la sicurezza deve partire prima di tutto da chi si mette al volante. Ore di angoscia a Treviso per la scomparsa di una giovane donna che non ha più fatto ritorno a casa da 2 giorni. L'allarme del compagno, scattate le ricerche anche in tutto il Veneto. Momenti di paura a Oderzo per un 45enne che armato di martello ha aggredito il vicino di casa. L'intervento dei carabinieri, l'uomo era già stato denunciato 2 settimane fa, aveva colpito in una sala scommesse. Omicidio di Varago, alla fine della prossima settimana la partenza della salma di Aymen per la sepoltura. Nel frattempo in queste ore via vai di familiari e amici all'obitorio di Treviso. Per avere giustizia ha scritto anche a Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, ma nessuno ha risposto all'appello della vedova di Andrea Soligo, il giovane papà di Varago morto sul lavoro a Tezze e sul Brenta, ma l'inchiesta va riaperta, ribadisce la famiglia. Ancora vandalismi al centro culturale 2 Melini di Castelfranco, il parco giochi inclusivo oggetto di scempi e danneggiamenti alle strutture. I volontari stremati chiedono sostegno alla cittadinanza. Produzione azzerata per il miele da caccia, costi raddoppiati, conflitti per i trattamenti, difficoltà confermate oggi nella giornata mondiale delle api, ma in Veneto il settore continua a crescere, da il primo in Italia. Tutto pronto a Silea per l'atteso concerto di Red Canziano, omaggio alla sua città, 3.500 persone per l'evento sold out dello storico bassista cantante dei Pooh. Dopo il grande successo della diretta di Antena 3 che domenica scorsa vi ha raccontato la festa della Donata Nazionale degli Alpini di Udine, la grande richiesta questa sera dalle 21:15 vi riproporremo la sfilata delle sezioni venete delle Pene Nere. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. E dunque in primo piano c'è ancora la cronaca di un gravissimo incidente avvenuto nella notte a Treviso. Una 31enne con l'auto si è schiantata contro uno dei piloni del cavalcavia lungo il Put. La cavalcavia della stazione è in fin di vita, un incidente che segue di poche ore lo schianto fatale costato la vita al 39enne di Mignagola. 21 vittime da inizio anno e nella notte l'ennesimo gravissimo incidente stradale, l'auto condotta da una giovane donna, una 31enne di Treviso, che poco dopo le 3:30 finisce contro uno dei piloni del cavalcavia della stazione lungo il Put, riportando ferite gravissime. L'automobilista è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Cafoncello, per lei la prognosi è strettamente riservata. La polizia stradale, intervenuta per i rilievi, sta indagando sulle cause della drammatica sbandata della vettura, a bordo della quale c'era in quel momento solamente la donna. L'incidente ha seguito di poche ore la morte del 39enne Saimir Ginica, il motociclista di origini albanesi di San Biagio di Callalta, dipendente dell'azienda Atena di Carbonera, padre di un bimbo di 5 anni e in attesa di un secondo, coinvolto a Mignagola nello scontro con l'auto di un'operaia ventenne della De Longhi che non si è accorta del sopraggiungere della BMW. La provincia di Treviso da molto tempo ha questo triste primato. E le istituzioni hanno fatto anche rete, perché ci sono dei tavoli di concertazione in prefettura, presso la provincia. Si è cercato di avere una strategia di contrasto a questo fenomeno. Però possiamo fare molti controlli e li facciamo, possiamo anche intervenire sulla struttura delle strade, ma la vera prevenzione la deve fare ognuno di noi. Non solo con la prudenza nella condotta di guida e il rispetto del codice della strada, ha spiegato il questore, ospite alla trasmissione Prima Edizione, ma anche con la consapevolezza del proprio stato psicofisico. È stato rilevato che molto spesso le persone non sono in perfette condizioni e quindi l'unica vera prevenzione di questi incidenti è avere una condotta concentrata e la consapevolezza che bisogna mettersi alla guida in perfette condizioni. Un altro incidente nel pomeriggio a Pieve del Grappa, in questo caso 3 i feriti. Momenti di paura per una famiglia residente a Loria. L'auto su cui viaggiavano, a causa dell'asfalto bagnato, è uscita di strada ed è carambolata nel fossato a lato della carreggiata in via 24 maggio a Pieve del Grappa, finendo ruote all'aria. In un primo momento si è temuto il peggio ed è stato allertato anche l'elisoccorso, intervento successivamente annullato, dato che quando i sanitari del SUEM sono arrivati, i 3, nonostante le ferite riportate, erano riusciti a uscire dall'abitacolo. Sono stati condotti all'ospedale di Castelfranco per le cure. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.
Giovedì pomeriggio il compagno l'aspettava a casa ma non è mai tornata dal lavoro. Sono ore di angoscia per la famiglia di Anika Panfile, 31enne di origini romene, residente a Treviso, scomparsa da 2 giorni appunto da casa. La denuncia del compagno ha fatto scattare le ricerche dei carabinieri e delle forze dell'ordine coordinate dalla prefettura che si muove appunto con il protocollo del caso. Al momento della scomparsa la donna indossava una tuta con felpa e cappuccio di colore grigio e scarpe sportive di colore rosa. Chi la dovesse vedere o incontrare chiami la centrale operativa dei carabinieri allo 0422 5101 oppure al 112, ripeto il numero 0422 5101 o sulla utenza 112. Facciamo rivedere le immagini, chiedo alla regia per poter memorizzare meglio il volto di questa giovane donna. E dunque, se vedete questa donna chiamate i carabinieri, è scomparsa da 2 giorni da casa. Le ricerche ovviamente partono da Treviso ma si allargano un po' in tutto il Veneto. A Oderzo, momenti di paura, un 45enne armato di martello aggredisce il vicino di casa, lo bloccano i carabinieri. Il 4 maggio scorso quel martello lo aveva brandito e poi scagliato contro l'esterno di una sala scommesse di Oderzo perché convinto, in stato di alterazione psicofisica, che non gli fosse stata corrisposta una fantomatica vincita. Non contento dell'exploit, lo stesso 45enne kosovaro stavolta ha cambiato bersaglio, scatenando ieri sera il panico in un appartamento del paese. Una lite per futili motivi e il martello come ariete contro la porta del vicino di casa, tanto forte da sfondarla ed entrare minacciando e aggredendo il dirimpettaio. Fortunatamente i suoi colpi sono stati schivati, ma il vicino ha comunque riportato delle ferite, mentre scattava l'allarme ai carabinieri, che hanno nuovamente bloccato il 45enne fuori di sé. Per l'aggredito tanta paura e qualche giorno di prognosi. L'omicidio di Varago di Macerata alla fine della prossima settimana, la partenza della salma di Aymen verso l'Algeria per la sepoltura. Nel frattempo, in queste ore, il via vai di familiari e amici all'obitorio di Treviso. Sotto la pioggia incessante, poco a poco, arrivano i genitori, la famiglia e gli amici di sempre, gli amici di Varago. Davanti c'è la salma di un ragazzo di 17 anni che non potranno più salutare, con il quale non potranno più vivere o scherzare. Dopo l'omaggio di fronte alla sua abitazione, 2 giorni dopo la tragedia, è il momento più duro, quello di vedere per l'ultima volta Aymen. Domani toccherà ai compagni di classe dell'Istituto Besta di Treviso. È il mesto preludio all'addio. Lunedì pomeriggio al più tardi martedì mattina, sempre all'obitorio dell'ospedale Cafoncello, si svolgerà la cerimonia islamica che prevede il lavaggio della salma e la preghiera. Poi la bara verrà portata a Cremona, all'agenzia di pompe funebri individuata dal Consolato Generale d'Algeria per il trasporto nel paese del Nord Africa, che avverrà venerdì da Milano. Infine la sepoltura nella città natale della famiglia di Aymen, Relizane. Un cerchio che si chiude, mentre un altro resta aperto, quello delle indagini, per capire fino in fondo cosa è accaduto in quel maledetto 11 maggio. I familiari rigettano con tutte le forze l'ipotesi di una rapina per la droga e che Elia Fiorindi, 18enne in carcere, abbia agito per legittima difesa. E secondo il loro legale, l'avvocato Luciano Meneghetti, la morte pressoché istantanea di Aymen farebbe saltare la ricostruzione della difesa, cioè che il ragazzo abbia rincorso il 18enne che l'ha ucciso. Ma quello è un punto da chiarire, perché obiettivamente, così come hanno riferito i consulenti, la lesione mortale è tale da non consentire un lungo percorso di inseguimento. Però su questo ho chiesto al mio consulente, al dottor Cirnelli, un approfondimento dal punto di vista scientifico circa la compatibilità della lesione con quella che è il gesto indicato dal mio assistito relativamente all'inseguimento subito. Ma è un'indagine tutt'altro che conclusa, quella affidata ai carabinieri e alla procura, chiamati anche a scoprire se davvero Aymen avesse un secondo coltello, come ha raccontato Elia Fiorindi, e se sì, dove sia finito e chi l'abbia fatto sparire. Svanito come un altro elemento decisivo a mancare, il cellulare dal quale la vittima non si separava mai. Per avere giustizia ha scritto, l'abbiamo raccontato anche in questi mesi, anche al capo dello Stato Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, ma nessuno ha risposto all'appello della vedova di Andrea Soligo, giovane di Vedelago, morto sul lavoro a Tezze sul Brenta. La famiglia chiede ancora giustizia. C'è stato un incontro pubblico su questa vicenda a Vicenza. Abbiamo scritto delle lettere, scritte di petto da me, al Presidente Giorgia Meloni, al Presidente della Repubblica Mattarella, al Procuratore Capo di Vicenza Luigi Bruno e al Dottor Nordio.
Ad oggi però non abbiamo avuto alcuna risposta e questo silenzio da istituzioni così importanti fa ancora più riflettere. C'è anche il silenzio delle istituzioni a fare male. Quel silenzio che Giorgia Gatto, vedova di Andrea Soligo, il giovane elettricista di Vedelago morto sul lavoro il 5 gennaio 2022, sta cercando di rompere in ogni modo. Giorgia si batte per la riapertura delle indagini dopo l'archiviazione disposta dal Tribunale di Vicenza su quella fatale caduta da una scala a Tezze sul Brenta. Nessuno ha mai preso in considerazione determinati aspetti che andavano invece per contro esaminati. Cioè, ci sono state delle lacune nel svolgere queste indagini un po' troppo evidenti. L'inchiesta ha portato alla luce elementi che possono sostenere tranquillamente un'accusa in giudizio. La scala non era vincolata, dovrebbe essere vincolata alle estremità. Se non viene vincolata una scala, c'è la norma della sicurezza che ci impone che una seconda persona la trattenga. La Confederazione Unitaria di Base di Vicenza ha promosso un incontro pubblico sulla morte di Andrea intitolato significativamente Sicurezza sul lavoro e mala giustizia. Noi siamo sempre puntuali davanti spesso anche alle aule di tribunale proprio per far capire anche a chi è là dentro che noi ci siamo e che noi contestiamo queste morti. La morte di Andrea Soligo non è certo un caso isolato. Le morti sul lavoro sono una drammatica piaga del Veneto. Secondo i sindacati, le leggi sulla sicurezza rimangono spesso sulla carta. Aveva 25 anni, era ancora giovane, però era abbastanza adulto perché con 2 bambini, insomma, è una famiglia da tirare avanti. Mio figlio era contento di andare a lavorare, gli piaceva, non ha mai avuto... Cioè, era sempre disponibile anche al sabato, magari se c'era qualcosa da fare, era un ragazzo disponibile. Ennesimo atto di vandalismo al centro culturale Due Mulini. Siamo a Castelfranco, ancora una volta il parco giochi inclusivo, oggetto di scempi e danneggiamenti delle strutture. I volontari stremati chiedono un sostegno alla cittadinanza di Castelfranco. La mattina ci troviamo sempre in questa situazione di verificare situazioni dove ci sono evidenti presenze di persone. La cosa grave che sta succedendo ultimamente è che questi atti stanno sempre aumentando in gravità. Sedie rotte, rovesciate, giostrine inclusive danneggiate. Giochi utilizzabili anche da persone e bambini con disabilità, in cui possono divertirsi in sicurezza e senza barriere architettoniche. Cominciano a intaccare le giostrine, cominciano a essere intaccati e cominciano ad esserci anche situazioni abbastanza gravi, tipo persone che lasciano escrementi umani, che è la cosa peggiore. Noi chiaramente la mattina li mettiamo a posto e tutto, però questo senso comincia a pesare moltissimo. Un senso di impotenza dato anche dalla difficoltà di spiegarsi il perché atti di questo genere avvengano. È questo che ai volontari e alle persone che quotidianamente frequentano il parco fa più male. La paura è che questo cominci ad essere considerato come un posto pericoloso dalla cittadinanza, quando invece è l'inclusione il fulcro su cui si regge l'intero centro culturale. Ci fa ancora più male che questi nostri sforzi in questo senso vengano danneggiati da elementi e da situazioni di questo genere, veramente, proprio perché è un parco fruibile da tutti e quindi il danno non è solo nostro, il danno è di tutti, il danno è soprattutto della collettività. L'economia è la marca più performante delle altre province venete tra prima e dopo Covid, secondo uno studio della CNA, ma la ricerca ormai spasmodica di personale ha bisogno di risposte immediate, a cominciare dai flussi regolati di lavoratori stranieri. Ad affermarlo è Casa Artigiani. I numeri dicono che Treviso è l'unica provincia del Veneto che tra dicembre 2019 e oggi ha registrato un saldo positivo delle imprese attive, 166, lo 0,2%, mentre la media regionale è in negativo dell'1,4%, con una perdita complessiva di 6.000 imprese. Emerge dal monitoraggio dell'Osservatorio Economia e Territorio delle CNA di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, che descrive una marca trevigiana più performante rispetto al territorio che la circonda, ma in cui, se confrontata
confrontate con i dati pre-Covid, ancora non si è recuperato in termini occupazionali. Fronte questo che potrebbe peggiorare per la crescente mancanza di lavoratori e la forte difficoltà ad assumere, come ha denunciato lo studio della CISL Treviso Belluno, una preoccupazione condivisa da Casartigiani secondo cui il governo deve intervenire subito. Non possiamo certo aspettare che facciamo figli per risolvere il problema. Queste sono politiche a lungo termine. Noi dobbiamo pensare a politiche nel breve termine. Nel breve termine cosa possiamo pensare? Possiamo pensare che dovremmo fare delle politiche per dei flussi migratori, magari dai paesi dell'est, dai paesi africani, da altri paesi, ma flussi controllati, per cui la politica deve creare dei flussi che siano estremamente in linea con quello che sarà che è l'esigenza attuale, ma quella che sarà anche l'esigenza futura. Nel frattempo occorre creare una rete efficace per lo scambio di domande e offerte, che finora, secondo il presidente Storer, non ha funzionato. Oltre al centro dell'impiego, che avrà le sue problematiche, avrà anche una carenza di personale, forse si è affidato anche alla tecnologia nel digitale. Noi crediamo ancora molto ai nostri sportelli, ai sportelli che ha il sindacato, a fare una rete in cui i lavoratori e le aziende possano intrecciare le loro domande e offerte. La mancanza di personale rischia di essere la nuova emergenza per piccole e grandi realtà economiche. Il sistema, che ha retto a forti crisi, deve trovare nell'immediato soluzioni efficaci per superare anche questo scoglio. Come sono cambiati intanto, come è cambiato il risparmio dei trevigiani e non solo, anche gli investimenti in questi mesi, nel 2022 soprattutto. Il dato è emerso nel corso dell'assemblea dei soci di Banca della Marca per l'approvazione del bilancio 2023. Nel 2022 i risparmi della clientela sono leggermente scesi rispetto al 2021, questo perché era finito il periodo di pandemia e di conseguenza il privato, le aziende hanno ripreso a spendere. La ripresa degli investimenti e dei consumi dopo le chiusure forzate imposte dal Covid nel 2021 è certificata anche dai dati della Banca della Marca, visto che ha comportato una diminuzione della raccolta complessiva da 4,11 a 4,04 miliardi. Ad Orsago, l'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio 2022 con un attivo di 3 miliardi e 800 mila euro e un utile di 37,8 milioni. Secondo il presidente del CDA Loris Sonego, le difficoltà che stanno patendo altre banche, innanzitutto americane ma anche europee, non toccano il credito cooperativo. Sono banche completamente diverse. Banca della Marca, come credito cooperativo, ha nello statuto un obbligo. Di 100 che raccogliamo dai nostri clienti soci, 95 siamo obbligati a reinvestirli nel nostro territorio. Questo, oltre che essere, come diciamo, un pochettino di autonomia, ma dà anche garanzia, perché andiamo a dare i soldi, a concedere credito a persone e a ditte conosciute. Da questo punto di vista, i 192 milioni di nuovi mutui forniti alle imprese, sommati ai 173 assegnati a privati, rappresentano anche l'indicatore di una positiva vivacità del tessuto economico del territorio. Il 2022 è stato un anno particolarmente positivo, in quanto si sono sommati serie fattori, dal rendimento di BTP collegati all'inflazione, all'aumento dei tassi, ma anche da parte nostra a una maggiore attenzione al credito. Cambiamo argomento, allora ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato insieme a Mattia Pizzaia, perché si sta per concretizzare quel regalo di Red Canziana alla sua Silea, quel concerto gratuito che era stato a suo tempo rinviato. Ti vedo pronto, Lucio. Allora, com'è il clima, com'è l'attesa? Io lo vedo, ma lui forse non mi sente. Lucio? Non so se mi sentite, comunque sì, io adesso riparto, perché qui ci sono, come dire, c'è tantissima gente ed è andata giù la linea. Vediamo di ripartire immediatamente con la diretta, vediamo un attimo. Lucio, sei in diretta? Se mi senti, sei in diretta. Vediamo se adesso riusciamo a ricollegarci. Allora, mentre Lucio attende di capire se può ricollegarsi, dalla regia, però io comincio. Comincio con questa immagine che Mattia Pizzaia vi fa vedere, un'immagine bellissima, perché le persone stanno attendendo il concerto di Red Canziano. Si parla di 3.500 persone che dovrebbero affollare dalle 21 alle 21, quando comincerà il concerto, dovrebbero affollare appunto qui il campo di calcio di
Silea. Devo dire, organizzazione precisa, non ci sono problemi, parcheggi ovunque, navetta, insomma come si conviene un concerto nella tranquillità. E adesso vi faccio vedere anche un po' di immagini a stile Woodstock, nel senso che da quanto tempo è che non vi sedete su un campo per un concerto? Non tanto. Non tantissimo? No. Ma lei è qui di Silea? Sì. Ha prenotato quanto tempo prima? Un mese, non so. Appena è venuta fuori la cosa, immagino. Sì. Che cosa vorreste sentir cantare da Canzian? Le canzoni degli anni 70-60. Una canzone tra tutte, vediamo, che poi gliela chiediamo? No, perché non la cantava Canzian. Piccola Katie non la cantava Canzian. Ma la cantava anche lui, vedrete. Allora, Piccola Katie. Allora, Piccola Katie è una delle canzoni, come vedete il pubblico sta arrivando, da quella parte continua ad esserci un afflusso notevole. Nota di colore, non so se notate, il target d'età è abbastanza elevato, ci sono comunque anche dei giovani, segno che è musica evergreen quella di Canzian questa sera. Noi restituiamo la linea e ci risentiamo tra qualche istante per un secondo collegamento, speriamo anche di avere Canzian con noi. A te, linea. Grazie a Lucio Zanato. Allora ci ricolleghiamo fra poco perché dovremo avere proprio Red Canzian in collegamento fra pochissimo, quindi restate ovviamente sintonizzati. Dopo la pagina bellunese del nostro telegiornale ci ricollegheremo con Silea. Oggi è la giornata mondiale che l'ONU ha deciso di dedicare alle api, insetti fondamentali per la impollinazione e quindi la produzione agricola, ma anche rilevatori del livello di inquinamento ambientale dei territori. Il Veneto per apicoltori alveari è la prima regione italiana, si conferma la prima regione italiana, ma il comparto ha decisamente dei problemi legati anche al clima. Cresce l'apicoltura in Veneto. Secondo i dati dell'associazione regionale, l'ultimo censimento vede un aumento del 30% di apicoltori negli ultimi 3 anni, passati quindi dai 7.000 ai quasi 10.000, con quasi 120.000 tra sciami e alveari. Dati che mettono la nostra regione al primo posto in Italia per un settore che vede la prevalenza di apicoltori amatoriali rispetto ai professionali. Comunque un comparto che garantisce un reddito, a volte, come si prospetta quest'anno, ridimensionato dai cambiamenti climatici. Quest'anno, per esempio, abbiamo azzerato la produzione del miele di acacia, che è circa metà della produzione di un apicoltore di un'annata apistica normale. Un impegno continuo, sottolinea Dal Colle, che va oltre ai cambiamenti climatici. Malattie delle api come la varroa, alveari che non riescono più a fare scorte imponendo all'apicoltore investimenti importanti per l'alimentazione. Situazione conflittuale con i trattamenti in agricoltura sono una delle facce di una medaglia che vede dall'altra parte una concorrenza sleale dall'estero. Corriamo il rischio di trovare poi negli scaffali un miele ottenuto da sciroppo di mais colorato e aromatizzato al gusto di tiglio, di castagno e di acacia. Il presente è una perdita dell'80% del miele di acacia, nella speranza che la stagione estiva compensi con il millefiori o il miele di tiglio, mentre i costi delle materie prime, come tutti gli altri comparti agricoli, sono più che raddoppiati. Il risultato sarà, secondo il presidente APAT, una produzione non solo veneta ma nazionale drasticamente ridimensionata, con qualche pericolo azzeramento tra i 60 tipi diversi di mieli che rendono la produzione italiana unica al mondo. E legata a questa giornata importante per le api c'è stata una premiazione stamane delle scuole che hanno partecipato a un concorso dedicato proprio alla biodiversità. Perché dobbiamo cominciare dai giovani per farli crescere, per insegnarli. Questo è il motivo per cui siamo qua. Chiaro il messaggio del presidente Giacomo De Luca sull'importanza del concorso indetto da Savno per la realizzazione di giardini dedicati agli insetti impollinatori riconvertendo le aiuole delle scuole. Come qui alla primaria di Levada di Ponte di Piave, dove gli alunni hanno raccontato la loro esperienza. Questa aiuola è basata principalmente sulla giornata mondiale per le api, ma anche per la giornata mondiale della terra, perché abbiamo utilizzato solo materiali a base naturale. L'aiuola è stata fatta in gruppo, hanno coinvolto tutte le classi che hanno fatto ognuna un pezzo. Abbiamo coinvolto tutte le materie come la matematica, scienze e anche italiano per le poesie sui cartelli qui intorno. E a proposito delle poesie le abbiamo fatte con la maestra e con noi i bambini
ce l'abbiamo fatta insieme. L'aiuola è divisa in varie zone perché oltre alle api ci sono altri insetti impollinatori. E i bambini che vediamo di là sono i nostri guardiani. Semplice la linea educativa. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di fargli capire l'importanza delle api, l'importanza della natura e il rispetto dell'ambiente, che è una materia, un argomento in questo momento molto molto importante. Un concorso da grandi numeri. Oltre 120 scuole, 1000 progetti da giudicare, tutti bellissimi, secondo me hanno vinto tutti, poi alla fine 2 o 3 sono stati giustamente premiati, però i veri vincitori sono i ragazzi e i nostri figli che saranno gli uomini di domani. Elementari ma anche medie, come qui a Sernaglia, dove un angolo è diventato un orto sinergico, risultato concreto di ore di lezione. Mi ha insegnato che la natura è importante e bisogna mantenere anche la biodiversità. L'importante è far comunicare, far percepire ai ragazzi l'importanza del nostro territorio, del volergli bene, e quello che ci è stato dato va mantenuto, conservato negli anni e per le generazioni future. Quindi noi stiamo lavorando da tanto tempo per formare una coscienza ambientale, perché questo è il nostro lavoro, è la nostra missione, e devo dire che stiamo ottenendo dei bellissimi risultati. Troviamo un terreno fertile nei ragazzi, ci ascoltano e ci vengono e ci seguono, e quindi siamo sicuri che lasceremo l'ambiente in buone mani. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla mattinata formativa e informativa di domani lungo il Sile a Treviso. Non una gara solidale, ma una passeggiata aperta a tutti per conoscere meglio e prevenire le malattie della pelle che non colpiscono soltanto gli anziani. Ho una patologia che si chiama sclerodermia e mi è diagnosticata circa 15 anni fa. Praticamente con il freddo, quando io ho una sensazione di freddo, il sangue nelle estremità, mani e piedi praticamente non circola bene. Non circolando bene sono suscettibile a delle ulcere ai polpastrelli delle mani. Bruno ci mette la faccia per raccontare uno dei tanti casi nella Marca e nel Veneto di pazienti portatori di lesioni della pelle che faticano a rimarginarsi. La sclerodermia è una piccola parte di causa che porta all'insorgenza di ulcere, però sono tra le ulcere più dolorose. Altre cause che noi conosciamo sono l'insufficienza venosa, il diabete, le ulcere da decubito, l'insufficienza arteriosa. Patologie a volte nascoste anche per un senso di vergogna, che ogni anno invece vedono in Italia 350.000 nuovi casi. Piaghe che non sono, come sarebbe facile pensare, conseguenza della vecchiaia. Tante volte nella nostra quotidianità ci capita di curare e di seguire anche pazienti giovani, perché un'altra causa potrebbe essere per esempio dei traumi che vengono trattati in maniera non adeguata, oppure che tendono a cronicizzarsi, oppure addirittura delle ulcere causate da delle iniezioni di sostanze, oppure ancora delle malattie tumorali, perché anche i tumori della pelle possono ulcerarsi e causare delle ulcere. Per questi pazienti da oltre 10 anni è attiva l'associazione Simitu, che solo in Veneto ha 1200 iscritti e che punta a informare cittadini e pazienti. Per questo domani mattina, dalla Pastoria del Borgo Furo di via Sant'Angelo a Treviso, alle 10.30 partirà una passeggiata lungo il Sile che, oltre ad essere rilassante, sarà formativa ed informativa. L'importante non è fare tanto, ma è fare poco e fare bene. Ed è per questo che abbiamo deciso di fare insieme questa giornata dove cammineremo insieme e dove faremo capire che un'adeguata alimentazione, un'adeguata cura e un adeguato esercizio fisico ci porta ad una miglior guarigione. Noi andiamo adesso nel Bellunese. E partiamo dalla sanità nel Bellunese. Ieri c'è stata la prima uscita ufficiale, oggi invece la presentazione, anche la dichiarazione di intenti. Parliamo del neocommissario dell'ULSS 1 Dolomiti, Giuseppe Dalben, che è chiamato a sostituire Maria Grazia Carraro dopo la drammatica, tragica scomparsa. Dunque oggi la presentazione ufficiale del direttore generale e del DG, che dovrà appunto dividersi in questo doppio impegno tra Padova e Belluno.
Il neocommissario dell'ULSS 1 Dolomiti è nato e vive a Oderzo, in provincia di Treviso, ma da 40 anni passa i weekend nella sua casa in provincia di Belluno. È direttore sanitario dell'USL Padovana e si dividerà tra mattine in montagna e pomeriggi in pianura. A Belluno con l'intenzione di dare la miglior risposta possibile alla gente di montagna. La sanità di montagna è una sanità molto particolare, molto complessa, a cui vi ho dato la risposta il più efficace ed efficiente possibile. Lei è cittadino di pianura, ma durante i weekend in montagna. Quanto è diversa la sanità dalla pianura alla montagna? Beh, è molto diversa, se pensiamo solo ai collegamenti, già lì c'è una differenza importante, però alla fin fine noi siamo chiamati a dare sia alla gente di pianura sia alla gente di montagna le risposte in campo sanitario che necessita. Nel corso della mattinata, botta e risposta di dichiarazioni tra il nuovo commissario e la consigliera regionale di Veneto che vogliamo, Elena Ostanelli, nemmeno a farlo apposta, originaria di Motto di Livenza, cittadina vicina ad Oderzo e residente a Padova, che tira chiaramente in ballo anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Dal Ben, accusato tra le altre cose di essersi visto mettere a disposizione un'auto di rappresentanza, ha risposto ironicamente di non utilizzare nel tragitto da Padova a Belluno nessuna auto blu, ma la sua auto bianca. Guarda, dal mio punto di vista, per carità, le critiche ci stanno sempre, si accolgono, a volte come dire, si cerca di dare le risposte alle critiche lavorando sul campo e andando avanti. L'economia, un anno dopo la rinascita di Ceramica Dolomite, questa ricorrenza è stata festeggiata, vissuta con una giornata appunto di porte aperte dell'azienda. Porte aperte a Ceramica Dolomite e gente in coda di primo mattino per poter rivedere luoghi che fanno praticamente parte della storia dell'intera comunità. Una rinascita che ha molti volti, ma soprattutto quello di lavoratori che hanno contribuito a scrivere una nuova pagina dell'azienda specializzata nella produzione di ceramiche sanitarie made in Italy, che proprio un anno fa ha iniziato il suo nuovo percorso. È una giornata per i nostri dipendenti e per ex dipendenti e le loro famiglie per celebrare insieme i risultati raggiunti. Abbiamo affrontato tante sfide, tante difficoltà e ancora altre ne abbiamo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, ma intanto volevamo fermarci un attimo per dire grazie a tutti quanti. Oggi vogliamo cogliere tutti quelli che sono gli aspetti utili nel mercato per rientrare, per dare lustro a questa azienda, ma soprattutto per mantenere un piano economico occupazionale importante a questa vallata, a questo territorio. La giornata è stata l'occasione per festeggiare il primo compleanno della nuova società formata da Banca Finint, Delfin della famiglia Del Vecchio, Luigi Rossi Luciani Sapa e Zafin, espressione della migliore imprenditoria del nord-est, e da Invitalia attraverso il Fondo di Salvaguardia Imprese. Una realtà che vuole riportare Ceramica Dolomite ad essere il player di riferimento della ceramica sanitaria made in Italy, salvaguardando l'occupazione e la specializzazione di tutti i lavoratori dell'azienda. La provincia di Belluno è forte, l'industria è forte se i lavoratori sono forti insieme a noi, per cui per me è un grandissimo piacere, soprattutto lode agli imprenditori che investono, ci credono malgrado le fatiche. È una buona giornata per due ragioni. La prima è che qui si produce e anche quelli che pensavano che non si sarebbe più tornati a produrre o che questo marchio storico non avesse una sua capacità attrattiva, sono stati abbondantemente smentiti. È una bellissima idea di progetto industriale, imprenditori veneti che investono. La nostra azienda storica, peraltro uno stabilimento enorme che produce, torna a produrre con investimenti che vennero fatti al tempo, quello del forno in particolare, frutto del sacrificio e dei soldi dei lavoratori, quindi è una bella storia. Allora, come promesso, torniamo da Lucio Zanato in chiusura del telegiornale. Sei vicino al palco dove si esibirà Red Canzian. Lucio. Sì, sono vicino al palco, sentite la musica di sottofondo è qua, ma sono qui intanto perché per dirvi che Canziano non è ancora arrivato, ho fatto il sound check, probabilmente arriverà intorno alle 8:30, però sono qui per farvi vedere che cosa, che non è vero che c'è solo la gente di Silea, anzi, voi da dove venite? Da Taranto, sì. Ma chi ve lo fa fare arrivare qua da Taranto? Siamo troppo affezionati a Red e ai Pooh, quindi... Ecco, fate vedere che avete anche la maglietta, guardate che c'è la maglietta, poi grazie, però facciamo vedere Mattia che poi ci sono una montagna di gadget, ad esempio c'è chi ha lo zainetto dei Pooh con la felpa dei Pooh, anzi di Canzian, 2016 no, da quel giorno non te la sei più levata.
Ma assolutamente no. Da dove vieni? Da Rimini. Caspita, quindi hai nuotato per arrivare qua? Sì, dai. Siamo stati fortunati che non abbiamo avuto problemi nella nostra città per venire fin qua. Mi sento... Dai, forza e coraggio, perché il Veneto è sempre tutto con voi. Adesso sentiamo qualcun altro. Voi siete qua? Da dove venite? Bologna. Milano. Beh, Bologna, coraggio, coraggio. Esattamente noi a posto, però è dura, è dura. Però dai, un momento di svago ci vuole in questo momento, perché altrimenti se no... Per non piangere, esatto. Voi? Milano. Da Milano? Da Milano. È proprio una passione enorme. Sì, per vedere Red dei Pooh si arriva anche dall'estero. Che canzone vorreste che cantasse per voi? Piccola Chetti. Dai, Piccola Chetti, no. Sono tutte belle, quelle che cantano. Perché probabilmente lui è a casa che ci sta guardando, per cui io sto raccogliendo le dediche. Qualche altra canzone? Che canzone? La canzone più bella per me è Stare senza di te. Ecco. Allora, Stare senza di te sta già prendendo qualche carico. Da dove venite? Paese. Beh, vabbè, insomma, giochiamo in casa. Esatto. Allora, 3.500 persone, un bel successo direi, ma d'altra parte Red è così. Canzone preferita? Tutte. Bravo, tutte. Allora, sì, io non so quanto tempo ho, se vuoi vado avanti per altre 3 ore. Salve, da dove venite? Brescia. Bergamo. Ma tutta sta strada per venire a vedere? Per Red Canzian questo è altro, pioggia, neve. Pronti per Milano? Prontissimi. Penso di per sì, Milano, per Bologna, per Firenze. Ecco, questo è il popolo dei Pooh, giusto per intenderci. Allora, Nicola, giusto per capire, adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Un altro minuto. Allora l'altro minuto me lo gioco qua, perché guarda, sali sul palco, bravo, così vediamo il colpo grazie d'occhio. ragazzi del permesso. Esatto, per i ragazzi. Ciao Bea. Red dov'è? Red è in camerino. E allora vado a prenderlo subito. Dammi 1 minuto e mezzo che ho scoperto che è in camerino. Vai. Vieni. Allora, vediamo se riesco a capire il camerino. Vediamo dov'è il camerino. Adesso dov'è? devi andare alla ricerca del camerino. Pensavo fosse più sto vicino. cercando di capire dov'è il camerino. Sto cercando Canzian. Quindi adesso perché qui mi pare di essere alla chiambettata, te lo dico. Vediamo se per caso lo vediamo da qualche parte qui dietro nascosto, perché potrebbe esserci. Vediamo se siamo tutti con te, Lucio, vai. Se siamo fortunati. Siamo fortunati? Ce l'hai 1 minuto per noi, Red? Ecco, allora, ancora 1 minuto. Dai, ti aspettiamo, perché siamo in diretta. Allora, dammi ancora 1 minuto. Dacci ancora 1 minuto, come dice una canzone di Pooh, perché adesso avremo Red Canzian con noi, allora, che si sta preparando per questo il tempo com'è? concerto. Il tempo com'è, Lucio? Quinte. Il tempo com'è? Allora, il tempo regge, reggerà per tutta la serata, perché qui c'è Canzian, qui c'è la musica, qui c'è tanta gente che vuole sentirselo e vederselo, e soprattutto perché vengono da tutta Italia. Vengo, permesso in diretta. Ciao Red. Ciao. E allora? Buonasera. Allora, l'abbiamo fermata al pelo questa pioggia, però ce la facciamo. Perché neanche la pioggia ferma la musica? Ma no, ma insomma dai, ormai è estate, dobbiamo... Ti porto un po' di dediche. A Milano vorrebbero sentire Piccola Chetti. Ok. A Treviso vogliono sentire Stare senza di te. Ok. E poi, vabbè, e poi tutto il resto. Le facciamo quasi tutte. Quindi serata che comincia alle 21. 21 in punto, se non 5 minuti prima. Insomma, devo dire, un bel regalo. Certo, un bel regalo ma ci tenevo a fare un regalo alla mia terra, perché non ho mai suonato da queste parti, se non al Palaverde o al Comunale di Treviso, e quindi farlo proprio qui, capito, che io abito qua da 40 anni ormai, quindi mi piace l'idea. Ecco, senti, e poi naturalmente c'è la preparazione dell'altro tour, quello ricordando Stefano. Infatti, dopodomani vado a Milano e cominciamo a fare le prove, perché abbiamo 10 grandi concerti da fare. Una canzone gliela dedicherei anche qua. Stasera facciamo un duetto io e Stefano, un duetto virtuale. Lui canterà con me ed è l'ultimo regalo che mi ha fatto prima di andarsene. Grazie Red, ti lascio le ultime cose. Avete capito che è diretta
ci vedremo noi da bordo palco. Peccato che voi non potrete vederla perché i posti sono, come dire, sono tarati, sono definiti. Però l'ultima immagine, se mi dai ancora un po' di tempo. Cosa dici, Lucio? Domani con le tue immagini vedremo un po' il meglio del concerto. Certo. Perfetto. Assolutamente. Allora, visto che abbiamo fatto 99, ne facciamo 100. Eccolo qua. Un saluto a Red Canzian! Ecco, con questo colpo d'occhio ti restituisco la linea. Grazie, Nicola, Lucio, buona serata. Grazie a Lucio Zanato, grazie a Mattia Pizzaia e al grande Red Canzian. Davvero chiudiamo con il botto questo telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica inizia ad aumentare, tempo generalmente più asciutto. Vediamo il dettaglio di domenica 21 maggio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con addensamenti nuvolosi nelle prime ore, poi alternati a spazi di sereno, non del tutto esclusi dei veloci temporali sui rilievi. Temperature in locale aumento, minime tra 12 e 16 gradi, massime tra i 24 e i 26 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno, in prevalenza poco nuvoloso, con qualche temporale pomeridiano sulle zone montane. Soffierà ancora bora moderata su pianura e costa. Temperature minime sui 15-17 gradi, massime intorno ai 25-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la giornata inizierà con nuvolosità variabile. Con il passare delle ore il sole sarà più presente. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime infine sui 26 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.